questo posto l'ho conosciuto per caso. Un giorno mi ricordo passavo da queste parti, mi sono fermato a vedere appunto questo luogo che subito mi ha colpito. In parte la roggia, ma dopo anche l'ambiente, il borgo per se stesso mi ha colpito. Poi mi sono accorto che a valle c'era un signore che pescava dentro all'acqua, però la cosa che mi era rimasta impressa era che questo pescatore aveva una tecnica, aveva un modo di lanciare bellissimo. E rimasi lì a guardarlo perché aveva talmente un'eleganza, i movimenti di questa canna, la coda eccetera, che ero affascinato dell'insieme di queste cose. Allora io mi avvicinai, mi presentai e cominciamo un po' a parlare, e la cosa prima che io chiesi, appunto, ero talmente incuriosito di questa canna che gli chiesi appunto delle informazioni eccetera. Lui si dimostrò subito disponibile e cominciò a parlarmi un po' di tutto, cominciò a parlarmi chi costruì le prime canne, come sono nate, in che anni, che io non avevo una cultura in questo caso. Ci siamo lasciati con però l'accordo di rivederci sempre in questo luogo, cioè stava già diventando un punto di riferimento. Dopo 3-4 giorni ci siamo rivisti e a un certo punto lui tirò fuori tutta l'attrezzatura per la costruzione di mosche. Cominciai a costruire, diciamo, cercavo di costruire la mosca più facile per me, quella che era più piacevole e che forse mi veniva forse meglio, ed era, mi ricordo, la classica effimera, però mi accorgevo che mi mancava appunto la manualità. Ero più tranquillo perché sapevo che avevo un amico che quando avevo bisogno di un consiglio, di qualcosa, ero tranquillo che lui era disponibile. Arrivai abbastanza a affinarmi, diciamo, nella costruzione. Poi, rientrando, perché i discorsi erano molto vari, cioè si parlava di costruzione di mosche, si parlava di pesca, si parlava di temoli, si parlava di trote, e cominciai a chiedergli appunto, ma io ho detto, se avrei il piacere di provare a costruirmi una canna in bambù. Non aveva mai costruito una canna in bambù, però che aveva abbastanza una cultura, appunto, leggendo in vari libri che mi consigliò anche lui, di Hardy, Halford o altri costruttori eccetera. Cominciai a interessarmi, a guardare su internet. Poi avevo anche la fortuna che avevo degli amici in cui già erano, diciamo così, dei roadmaker, e il mio amico mi disse: guarda, se vuoi vedere come si costruisce una canna in bambù, vieni da me. Cominciai a fare la prima canna che ho seguito da lui, è partito il desiderio, il piacere di farmi un piccolo laboratorio. Cominciai a procurarmi le varie attrezzature per costruire queste canne, mi informai come avere le canne in bambù e arrivai al punto di farmi la mia prima canna, che sarebbe questa canna qua, che poi la chiamai, per rispetto di questo luogo che per me è mitico, è fantastico tuttora, la chiamai la Roia. Devo dire che non è perfetta, però diciamo che comunque è una canna che lavora bene. Non sarà perfetta nella lavorazione, però per il funzionamento di pesca ed è molto molto valida. E poi io sono, appunto, avendolo chiamata Roia, essendo la mia prima canna, è quella che io normalmente porto con me. Ritornando sul discorso della roggia, che poi premetto che poi divenne no kill, perché negli anni, avendo avuto anche la partecipazione degli amici che io riuscii a portare dentro e fargli condividere questa passione, ogni anno in primavera ci ritroviamo per fare le varie pulizie, abbiamo costruito delle panche, abbiamo costruito delle passerelle, e sta diventando un luogo in cui anche una persona comune fa la sua passeggiata con il cane, cioè è diventato un luogo molto molto piacevole, e questo chiaramente mi riempie di orgoglio, perché quando cominci a costruire una cosa e non viene apprezzata solo dall'appassionato della pesca, ma bensì anche da persone esterne che proprio non hanno nessun interesse della pesca, vuol dire che hai fatto qualcosa di buono, e questo chiaramente mi gratifica. La bellezza di questo posto, anche per me, non è che diciamo ci troviamo al bar, ci troviamo alla Roia, perché la Roia è diventato un punto di ritrovo che molte volte, spesse volte addirittura, ci si ritrova lì per parlare, dialogare, raccontarsi, prendersi in giro, cioè è diventato un luogo piacevole, rilassante, un qualcosa di meraviglioso, cioè un qualcosa che tu dici: parto da casa, vengo sulla roggia perché so che prima o dopo mi arriva un amico, e lì cominciamo a parlare. Non è che si pesca sempre, diciamo che sono più le volte che si parla
di pesca o di altre cose, perché poi non è che si ferma solamente lì. Trascorriamo delle giornate meravigliose. Se tu mi chiedi cosa penso di questo luogo, per me questo luogo è qualcosa di fantastico, qualcosa che mi rimane sempre dentro, perché ogni momento che ho vengo qui e mi rilasso, eccetera. Per me questo è un piccolo paradiso. Vorrei che questo rimanesse per sempre così e vorrei che anche altre persone che ci vengono lo condividessero come lo sto condividendo io.